TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Oggi, 31 dicembre 2024, il Tribunale di Venezia ha pubblicato il decreto di apertura all'amministrazione straordinaria di Speedline di Santa Maria di Sala. Un'ottima notizia che attendevamo tutti con molta ansia, afferma il segretario generale della FIM CISL Venezia Matteo Masiero, e che arriva proprio nell'ultimo giorno dell'anno e ci consente di concludere il 2024 con maggiore speranza e serenità. A breve il Ministero delle Imprese del Made in Italy dovrà nominare ufficialmente il commissario straordinario, ossia Maurizio Castro. Poi, già nei primi giorni del 2025, servirà a convocare un tavolo all'unità di crisi della Regione Veneto per poter finalmente attivare la nuova cassa integrazione. Questa sarà retroattiva dal 19 ottobre 2024 e l'INPS potrà finalmente erogarla, speriamo in tempi stretti. Ora bisognerà lavorare per il rilancio del marchio e delle attività e mettere in campo tutte le azioni verso la controllante svizzera Ronal, principale responsabile di quanto avvenuto. Negli ultimi anni, cambiamo argomento, si sono moltiplicate facendo cadere nella rete migliaia di persone in tutta Italia. Le truffe tramite phishing sono ormai all'ordine del giorno e le vittime del raggiro, una volta subita la sottrazione di credenziali o direttamente denaro, non possono fare molto vista l'impossibilità di rintracciare il lestofante. Rileviamo tantissimi casi, esplosi soprattutto dal 2020 in poi, sottolinea Carlo Garofolini, presidente dell'Adico. Noi possiamo intervenire solo in un caso, quando la responsabilità si allarga dalla vittima stessa, che si è fatta appunto raggirare, ad altre realtà, come per esempio le banche, qualora non abbiano garanzie per la massima sicurezza al proprio cliente. È il caso della truffa del finto SMS che parte dal smishing, il messaggino, per poi ricomprendere anche il phishing. La linea di difesa più efficace, in definitiva, contro gli attacchi informatici di questo tipo è la presenza di spirito, coadiuvata dal buonsenso e da un pizzico di attenzione. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che, con il loro lavoro, garantiscono serenità, sicurezza e assistenza ai cittadini in queste giornate di festa e in particolare durante la serata di San Silvestro. Desidero infine dedicare un pensiero di vicinanza e solidarietà a chi, per motivi di salute o per il grande impegno nell'assistenza di familiari malati, non potrà vivere queste ore nella piena serenità. A voi, che affrontate con coraggio e dignità le difficoltà della vita, va il nostro abbraccio e il nostro impegno a costruire una società che non lasci indietro nessuno. Augurando buone feste a tutti i cittadini, rinnovo il mio pensiero di gratitudine a chi, anche oggi, è impegnato per garantire una società sicura, solidale e umana. Queste sono le parole del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, rivolte ai lavoratori impegnati in questo 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno. Un nuovo strumento, volgiamo pagina, per scoprire lo Jesolo Sand Nativity. Il comune di Jesolo ha realizzato una videoguida dettagliata suddivisa in 5 puntate per diffondere il più possibile il messaggio di pace, fratellanza e dialogo contenuto nella 22esima edizione del presepe di sabbia più famoso al mondo. Al tempo stesso, questo nuovo strumento consentirà alla mostra di raggiungere ogni angolo del pianeta grazie alla potenza della rete e della piattaforma YouTube, sulla quale è resa disponibile la guida alla mostra all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. La guida è realizzata in italiano e in inglese ed è suddivisa in 5 capitoli. Un'introduzione. Quanta sabbia serve per il Sand Nativity? Come si fa una scultura di sabbia? Si usa la colla? E chi sono gli scultori? Ad accompagnare gli utenti è la voce di Elena Lana, iesolana, componente della direzione artistica della manifestazione. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.